Presidente Zaia, allora Fruit Logistica 2017 è una vetrina formidabile per le imprese dell'ortofrutta veneta. Beh, mi sento di casa qui, è una vita che ci vengo e qui ti riempi di orgoglio, l'orgoglio di essere veneti, vedere quanto bravi sono i nostri veneti e di quello che sanno fare. Ho visto un'evoluzione in tutti questi anni che è unica, in qualità, in scelte di marketing, in aggressività nei confronti dei mercati internazionali. È un Veneto che pesa tanto, basti pensare che abbiamo qui di fatto rappresentate 160.000 aziende agricole che hanno un PIL di 6 miliardi di euro. Questo è il PIL agricolo del Veneto e questo merito va dato a tutti i produttori e a coloro che poi si occupano di portare le merci dal cancello dell'azienda alle porte del mercato. Allora, importanti sono anche i mercati e qui siamo nella splendida cornice del mercato di Padova perché poi sono quelli che fanno conoscere i nostri prodotti nel mondo. Qui siamo al Tempio, no? Il Pedrocchi, ma il Tempio poi saluto anche il Presidente Dorio e quello che è Padova, i mercati generali, ma i mercati del Veneto in generale. Magari butto lì uno spunto, metterli ancora più assieme fa ancora più sinergia perché siamo i numeri uno e dobbiamo continuare ad esserlo. Allora, un bel suggerimento quello del Presidente Zaia, Presidente Dorio. Sì, certo, noi siamo in grado già da subito di fare l'isola del Veneto. Come vedete abbiamo Verona e abbiamo una rappresentatività di Treviso anche nell'altra area. Quindi già noi qua siamo una piccola isola all'interno di un mercato internazionale. Allora, Presidente Zaia, gli auspici grandi, ci sarà tra poco, si spera, il referendum, quindi questo cosa comporterà per la Regione? Basterebbe venire qui per capire che i Veneti sono già autonomi, no? C'è un'isola, come diceva il Presidente Dorio, ma c'è la volontà di dimostrare che da soli siamo bravi, ce la facciamo e è una regione, una comunità, un popolo, come è previsto nel nostro statuto, perché esiste il popolo veneto e c'è scritto nello statuto del Veneto, che è in grado di affrontare la grande sfida dell'autonomia. Altri magari non sono ancora pronti per farlo, però è bene che tutte le comunità a livello nazionale abbiano questa possibilità. Il Veneto ce l'ha per prima in virtù di una causa che abbiamo vinto contro il governo Renzi e direi che questa sarà l'occasione per dire non che sarà il referendum di Zaia, della Lega, di Forza Italia, del PD o di qualcun altro, ma sarà il referendum dei Veneti. I Veneti non avranno più alibi, se vanno a votare, votano in gran massa sì, vuol dire che l'autonomia sarà qualcosa sulla quale dovremmo investire istante dopo istante della nostra vita. Se invece sarà un no, chiudo io il dossier e dico basta, avete scherzato fino ad oggi perché Paroni a casa nostra non lo potete più dire. State lavorando anche su una data, Presidente? Beh sì, stiamo lavorando sulla richiesta di avere un election day, cioè la data assieme alle amministrative di primavera. Ci farebbe risparmiare 14 milioni di euro, però comunque i 14 milioni li abbiamo già stanziati, se non ci danno l'election day noi comunque nel 2017 facciamo il referendum. Grazie Presidente. Grazie a voi. Grazie.